Esatto, oltre 400 persone in questa sala, nell'Auditorium Glenmorancy di Gemona, ad ascoltare le voci della gente, dei comitati e di alcuni tecnici che hanno voluto portare il loro contributo sulla materia. Una cosa è risultata evidente: tutta la regione è in subbuglio. Dalle Prealpi al mare ci sono motivi di lamentele e di criticità per quanto riguarda la sanità, al di là di quello che vengono dette ogni giorno dall'assessore Tellesca e dalla presidente Serracchiani. È matematico che a Trieste, dopo, con questo nuovo sistema, avremo dal 10 al 20% di morti in più per arresto cardiaco. È durissimo il dottor Walter Zalucar. Del resto l'associazione Costituzione 32 aveva previsto che le procedure introdotte con l'attivazione del numero unico per l'emergenza avrebbero allungato i tempi degli interventi. Il solo fatto di dover fare 2 telefonate è inevitabile che in questo caso il tempo non può essere più veloce che non una telefonata sola. Chi chiama soccorso prima parla con un operatore del 112, poi con un operatore del 118, deve ripetere le stesse cose. Aggiungiamo che parte del personale è inesperto nell'emergenza e quindi purtroppo l'evento era di facile previsione. Una simile procedura, secondo Zalucar, compromette la possibilità di sopravvivenza nel corso di un arresto cardiaco, come avvenuto lunedì pomeriggio in piazza Vittorio Veneto. C'è il 10% di probabilità di sopravvivenza in meno per ogni minuto che passa. Quindi il solo fatto di aver allungato i tempi di soccorso con una duplice chiamata, che vuol dire 1, 2 o anche 3 minuti come nell'ultimo caso i tempi, significa aver diminuito dal 10 al 20% le possibilità di sopravvivenza. In tal senso dunque l'associazione è rimasta profondamente scontenta della presa di posizione dell'assessore regionale alla salute Maria Sandra Telesca. Ha funzionato tutto perfettamente, nel senso che le chiamate che sono state fatte dal momento in cui è stata attivata l'ambulanza è arrivata in pochissimi minuti. A me suona di mancanza di rispetto alla vittima e ai familiari, ma ricorda anche il chirurgo che esce dalla sala operatoria e dice ai parenti l'intervento chirurgico è perfettamente riuscito, ma il paziente è morto.